Bella io, bentornati su Real Napoli Football. Ragazzi, purtroppo veniamo da un periodo nerissimo in cui non riusciamo a resettare le energie per cercare di portarci a casa vittorie e punti. E come vedete il punteggio langue a 1281. Andiamo a cercare l'avversario di questa puntata. Ragazzi, come sempre, se vi fa piacere supportare questa scalata alla Divisione 1 con solo calciatori del Napoli, che si sta rendendo davvero difficile, se non quasi impossibile, lasciate un like al video, magari iscrivetevi al canale, commentate e fatemi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. Detto ciò, vediamo chi ci capita in questa puntata, ragazzi. Vediamo chi ci capita in questa puntata. Sarà Napoli-Turchia. Napoli-Turchia, abbiamo assolutamente bisogno di riprenderci a livello di risultato. Andiamo avanti. Zielinski non sta bene e giochiamo dall'inizio con Jesper Lindstrom. Si è scomparso dall'uomo pura. Ok. Vediamo se va meglio. Ci facciamo giusto quest'altra partita fra giocando nello Spadore. Andiamo al match. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Napoli-Turchia, vediamo se è cambiata la situazione. Temperatura gradevole. Per forza ma via pazia. Con una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori si parte, Osimhen, palla per Lobotka, scendiamo da quest'altro lato con Di Lorenzo, palla per Politano, si ferma Politano, si gira e va da Lobotka, Nathan, dentro per Lindstrom, va da Mario Rui, dentro per Kvaratskhelia che cerca di alzarla verso Osimhen, fanno quasi autogol da soli. Donnarumma la mette in fallo laterale. Mario Rui dentro per Kvaratskhelia, appoggia per Rui che può crossare verso Osimhen, niente da fare. Politano non recupera questa palla, è palla nostra, incredibile, non pensavo. Politano, attenzione, Politano, palla per Di Lorenzo, Politano, cross in mezzo, Lindstrom, niente da fare. Attenzione, Anghissà, Lindstrom che tira, calcio d'angolo ragazzi. Cominciamo. Mario Rui parla Mario Rui verso Rrahmani che la mette dentro Kvaratskhelia, la palla resta lì, Rrahmani Rrahmani la mette dentro, 1-0. Una bella conclusione, non c'è che dire, ma non posso che immedesimarmi nel no, ti sbagli la mamma che la stessa, è sicuro. Tanto 1-0 Rrahmani. Palla dentro, chiusura di Nathan, palla per Di Lorenzo che prova ad allargare per Politano che la dà ad Anghissà che vede all'altro lato Osimhen, mamma mia. In realtà io con Anghissà volevo andare direttamente alla Kvara, vabbè. Attenzione, provano a ripartire loro con Lindstrom che recupera palla, Nathan allarga per Mario Rui che la dà a Kvaratskhelia che appoggia Rui che arriva, scende Rui dentro per Lindstrom che alza questa palla, Donnarumma la mette fuori. Di Lorenzo prova a colpire, niente da fare, Neymar dentro Nathan, appoggia per Mario Rui, allarga Rui verso Kvaratskhelia che si gira, Kvaratskhelia dentro per Lindstrom, gran palla di Lindstrom che crossa in mezzo, Politano, 2-0 Matteo Politano, gran cross di Lindstrom. Politano segna l'11° gol stagionale. 2-0. Kvaratskhelia recupera subito palla, Kvaratskhelia dentro per Victor Osimhen, niente da fare. Attenzione Rodri, torna Anghissà, Nathan, colpo di tacco, poi Lobotka, Anghissà dentro per Osimhen, la palla non passa, Anghissà, break di Zambo, scende Anghissà, prova ad andare da Politano che appoggia Lindstrom che la alza per Osimhen, la palla passa. Donnarumma blocca questa palla, Pempe, attenzione Mario Rui, palla dentro, no,
La gioca in profondità. Occhio, può andare. Può concludere. E ce l'ha. Corcia Leao. È un gol importante, cambia tutto, ridà speranza. Ok. Facile, facile, anche troppo direi. Attenzione Lobotka, si gira Lobo, stiamo attenti però Anghissà, Osimhen, palla per Lindstrom, dentro per Kvaratskhelia, para dentro per Lindstrom, la palla non passa. Attenzione, prova a ripartire con Rodri, Di Lorenzo, Anghissà, recupera palla, dentro per Politano che prova ad andarsene senza successo. Palla dentro, Lindstrom recupera palla, dentro per Politano, Osimhen dentro ancora per Politano, 1-2 incredibile, Politano se ne va. Poggia per Anghissà, Lindstrom dentro per Politano, gran giocata, l'alza per Osimhen. Donnarumma. Lancio lungo di Donnarumma, palla dentro, Lobotka, Lindstrom, attenzione Politano, palla per Anghissà, niente da fare. Bernardo Silva. Nathan anticipa ma Neymar, Lindstrom per Kvaratskhelia che fa correre Mario Rui, che cross in mezzo, Osimhen, che cazzo ha preso Donnarumma qua? Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Cazzo ha preso Donnarumma, attenzione Osimhen, può tirare, la palla resta lì, niente da fare. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo Di Lorenzo, Lobotka, fuori gioco di Leao. Fuori gioco di Leao. Lobotka la dà lunga verso Victor Osimhen che appoggia Lindstrom, che la dà a Mario Rui, scende Rui, appoggia per Kvaratskhelia, può scendere Kvaratskhelia, calcio d'angolo. Con un tiro dalla bandierina. Con questo sono 3 gli angoli della loro partita, ancora 0 per gli avversari. Attenzione Mario Rui, palla resta lì, Osimhen, che cazzo ha preso Donnarumma ancora? Che cazzo ha preso ancora Donnarumma? È il quarto calcio d'angolo che si apprestano a battere. Ancora nessuno per i rivali. Ah, da sospeso Stream Elements, però non so perché. Attenzione Mario Rui verso Rachmani che la mette dentro, Anghissà, palla fuori. Palla fuori per Anghissà. Non ha trovato la porta, ma la difesa avversaria ha avuto un brivido. Palla fuori per Anghissà. Donnarumma la dà corta verso Rudiger. Attenzione Kvaratskhelia. Lindstrom, Kvara per Osimhen che tira. Sarà ancora calcio d'angolo? No, fallo laterale. Qui dovevamo punirlo. Mario Rui, palla per Kvaratskhelia, ancora per Mario Rui. Rientra Mario Rui, appoggia per Kvaratskhelia che prova a tirare a giro. Donnarumma. Osimhen rientra in area. Fallo secondo me su Osimhen, dai, fallo. Su Osimhen, ragazzi, è fallo, perché non li chiamano? Perché? Di Lorenzo. Ma siamo seri? Attenzione, prova ad andare la Turchia, Mario Rui, Lindstrom, Rui. Poggia per Lindstrom che prova a scendere, just per Lindstrom, scende Lindstrom fino in fondo, appoggia per Kvaratskhelia. Dribbling di Kvara, cerca Anghissà per Osimhen. 3-1, Victor Osimhen. Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginare. E si vola contro lo script e contro l'avversario tossico. Attenzione Victor, Nathan, Lindstrom, Anghissà, ora questa palla, Politano, palla per Lindstrom, allarga per Kvaratskhelia che scende, vede Osimhen che si gira, lo spetta a Koundé, e secondo me con molta fortuna lo spetta lì. Finisce il primo tempo 3-1, vantaggio meritatissimo, partita stradominata, loro hanno fatto un gol con un tiro in porta.
Si parte per il secondo tempo. Gundogan. Palla dentro Nathan. Chiude Mario Rui. Appoggia malissimo Rui qui. Mamma mia. Rachmani appoggia per Anghissà. Proviamo ad andare in contropiede. Dentro per Jesper Lindstrom che prova a darla ad Anghissà, che adesso cerca Matteo Politano. Politano. La gioca a sinistra. Ha sbagliato le scelte qui sicuramente. Attenzione Rachmani. Nathan chiude tutto. Lindstrom, Mario Rui allarga per Kvaratskhelia. Dribbling di Kvara, scende Kvaratskhelia, attenzione Kvara, dentro per Osimhen, appoggia per Lindstrom che tira Meret, Donnarumma. Respinge, Leao prova ad andare, Rachmani intercetta questa palla, appoggia per Lobotka che la dà Kvaratskhelia che cerca Lindstrom che va da Osimhen, niente da fare. Rachmani dentro per Anghissà, palla per Politano che penetra, Politano dentro per Lindstrom, la parata del difensore praticamente, niente da fare. Di Lorenzo e poi Anghissà prova a metterla fuori. Di Lorenzo se ne va Leao, attenzione Leao in copertura, Rachmani calcio d'angolo. Bravo qui il giudice di gara, ha lasciato che l'azione seguisse il suo corso, ma ora arriva calcio d'angolo. La Turchia andrà con Candela dalla bandierina. Calcio d'angolo di Candela per Pempe, palla dentro, Lobotka. Dai, alza questa palla per metterla fuori, niente da fare, attenzione Lobo ancora, Anghissà, niente da fare, la palla resta lì con Pempe e poi Rachmani allarga per Politano, fa correre Kvaratskhelia che prova a metterla dentro, Politano rimessa laterale per noi, attenzione, va da Di Lorenzo, scende Giannino Di Lorenzo, appoggia per Politano, dribbling di Politano, prova ad andare da Anghissà che prende questa palla e la ridà Politano che prova a crossare dalla tre quarti, Osimhen, golasso di Victor, assist pazzesco di Matteo Politano. Lo è sempre stato e sempre lo sarà. 35esimo gol stagionale per Victor Osimhen, attenzione Neymar prova ad andare, E qui deve ringraziare il compagno per l'assist. attenzione palla dentro, Nathan, palla per Lindstrom che appoggia per Mario Rui, scende Rui, la dà centralmente ad Anghissà che scende Zamba Anghissà, la dà ancora a Mario Rui, va ancora ad Anghissà, la palla resta là, La mette sulla sinistra. attenzione Rachmani, Di Lorenzo, Rachmani, arriva Lobotka, poi allarga per Matteo Politano, dribbling di Matteo Politano, non l'ho passata, infatti sì, ma mai nella vita proprio, palla dentro, Mario Rui, Meret, rilancio lungo, Anghissà, Ultimo passaggio impreciso, poteva essere Osimhen, attenzione, Di Lorenzo recupera questa palla, Anghissà allarga per Matteo Politano, dribbling di Politano, non riuscito, palla dentro Rachmani, scende Rachmani, appoggia per Lindstrom che vede Matteo Politano, 5-1 Matteo Politano. Modo metti pausa, sì. Bucchi, no? Ho visto. 5-1 con la ciliegina di Matteo Politano alla fine, o meglio la fogliolina di basilico sulla pizza, che lo dico da un po' di tempo. Bene, così ci portiamo sopra 1300 punti ragazzi e ci vediamo alla prossima puntata.